il volo delle aquile, Villach, Felden, tutto questo oggi a Viaggiando in questa puntata specialissima sempre dall'Austria. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Sapete, noi in quest'ultimo periodo abbiamo fatto una bella trasferta, siamo a Bad Bleiberg in Austria, ospiti del Kurzentrum, per proporvi delle cose inedite e secondo me molto interessanti. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Got a coin in the palm, I can make it disappear. I got a card up my sleeve, name it and I'll pull it out your ear. I got a rabbit in my hat, if you wanna come and see. This is what we'll be, this is what we'll be. I got shackles on my wrist, soon I'll slip and be gone. Chain me in a box in the river. Io ho il piacere di ritrovare George Kirchmeier, direttore marketing Italia per quanto riguarda il Kurzentrum, che in queste settimane ci sta portando alla scoperta delle bellezze qui di questa zona dell'Austria. Anche oggi siamo partiti dal Kurzentrum e in questo momento dove ci troviamo? Ci troviamo sulla Burg Landskron, che sarebbe il Castel Landskron, che era la reggia della Carinzia. Allora, oggi facciamo un itinerario molto particolare. Cosa proporremo ai nostri telespettatori? Sì, oggi facciamo vedere perché su questo castello qui c'è anche la clinica dei rapaci e in più ci sono delle voliere con tutti i rapaci e fanno delle dimostrazioni di volo eccetera. Sì, tra l'altro c'è anche l'aquila americana, mi diceva, e tante sorprese che andremo a scoprire assieme con i nostri telespettatori. Però oggi vogliamo fare proprio un itinerario turistico da proporre, quelle che sono le bellezze che si possono ammirare in questa zona. Infatti andremo alla scoperta anche di Villach. Sì, Villach è una delle cittadine più belle della Carinzia, è la seconda dopo Klagenfurt, è dentro in questa valle, sotto proprio questo castello qui, e poi andiamo al mare degli austriaci, il Wörthersee, il lago di Wörth, dove a Felden la chiamano la Monte Carlo dell'Austria. Andremo lì a vedere, è proprio un bellissimo lago, molto grande, poi essendo in Carinzia molto a sud si sta veramente bene e ci si diverte. È molto bella questa zona, tanto verde, tanta natura, tra l'altro ci sono molti di queste vallate dove ci sono questi laghi. Sì, ci sono parecchi laghi, piccoli e grandi, con delle particolarità, laghi con un'isola, poi il Fackersee dove sull'isola c'è anche un albergo, ci sono delle particolarità molto belle, e l'Ossiachersee è una cosa che amano molto gli austriaci, ci sono dei bellissimi campeggi anche. Allora, noi tra pochi istanti inizieremo appunto questo nostro itinerario che proponiamo quest'oggi, però io ci tengo sempre a dare delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori. Vogliamo ricordare le vie di comunicazione più facili dall'Italia per arrivare in questa zona? Sì, la cosa più facile è l'autostrada fino a Tarvisio, e poi Villach è a 20 km da Tarvisio, e poi anche subito il Fackersee, il Lossiachersee, Milstädtersee, Wörthersee, sono cada uno a 10-15 km da Villach.
Quindi anche questa dimostrazione che sono comunque delle località e delle mete molto facili da raggiungere anche dai nostri territori. Allora, abbiamo fatto una bella premessa e a questo punto non ci resta altro che andare alla scoperta sempre di questa zona dell'Austria. Siamo in questa fortezza, abbiamo visto già un panorama meraviglioso. Vogliamo parlare dello spettacolo che si può ammirare qui tutti i giorni, le persone che scelgono di venire a visitare appunto per vedere da questa posizione strategica. E adesso sopra la nostra testa abbiamo visto proprio un gufo. Un gufo delle nevi, che è un animale della tundra, un animale che vive nella Russia e ha questo colore che, siccome nidifica per terra, ha questo colore e si può proprio camuffare tra la neve. Uno spettacolo veramente molto bello, molto suggestivo, specialmente per i bambini. Oltre ai gufi si può vedere, sperare di avere la fortuna di vedere la regina di questa arena, che è quest'aquila americana. Sì, l'aquila di testa bianca, che è, diciamo, la protagonista assoluta. No, dell'America, è un'aquila americana ed è l'animale che si vede su tutte le bandiere e su tutte le cose americane. È un animale che da giovane è come l'aquila reale e solamente dopo 3 anni ha la testa bianca. Molti altri generi, molte altre specie si possono ammirare qui in questo spettacolo, che appunto è molto bello e molto suggestivo. Sì, ci sono i falchi, ci sono altri gufi, ci sono anche i corvi, però nessuno è ammaestrato, cioè dimostrano una parte della loro vita. E parlavamo di questo punto strategico vicino a Villach, vicino ai laghi, veramente una posizione dove si può ammirare un panorama a 360 gradi. Sì, logicamente le fortezze le costruivano anche una volta in queste posizioni e per fortuna è stata anche ristrutturata, una parte è ancora una rovina, una parte è un ristorante, però per fortuna c'è anche questo, chiamiamolo un po' ricovero di uccelli, e in particolar modo rapaci, che qui hanno da tutta l'Austria. Quando la gente trova un uccello invalidato, un uccello che ha avuto un incidente o qualcosa, viene portato qui. Che c'è proprio una clinica, giusto? C'è una clinica anche, e qui gli uccelli vengono poi curati per poi essere lasciati di nuovo in cattività. Abbiamo lasciato questa fortezza, abbiamo visto queste immagini spettacolari con tutti questi rapaci e siamo arrivati praticamente nella zona pedonale di questa bellissima cittadina che è Villach. Sì, Villach è una cittadina molto ridente, è la più a sud di tutta l'Austria, vive di turismo e piccola industria, però gente molto allegra, gente molto socievole, e si vede fanno delle bellissime feste. La prima settimana di agosto, per esempio, fanno tipo un mercatino di Natale del Ferragosto, diciamo, perché loro non festeggiano un giorno solo. Una settimana intera, sentivo, è una leggenda? No, loro al posto della sagra l'avrebbero un giorno, però loro dicono un giorno è un po' troppo poco, allora dobbiamo festeggiare
una settimana ed è diventata la tradizione. Abbiamo il mercatino di Natale che è conosciutissimo qui, che inizia a fine novembre, e poi abbiamo questa famosa festa ed è tutto qua in centro. Tra l'altro questa cittadina che negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione incredibile, siamo arrivati circa a 50.000 abitanti. Sì, ha fatto proprio un'evoluzione per via anche che ci sono moltissime scuole, e non solo scuole superiori ma anche piccole accademie che vanno in particolar modo sull'artigianato, sull'arte e queste cose molto particolari, e vengono giovani da tutta l'Austria per studiare qui. Per studiare, per specializzarsi. Forse si è visto che a volte quelli che erano anche le antiche professioni, quindi proprio anche l'artigianato, forse sta ritornando l'arma vincente per affrontare anche periodi di crisi come sta vivendo un po' l'Italia e tutta Europa e un po' tutto il mondo. La cosa che vorrei risottolineare, io ho avuto esperienza in queste settimane di permanenza qui in questa parte dell'Austria, proprio la grande ospitalità da parte della gente del posto, proprio la voglia di trasmettere il benvenuto a tutte le persone che scelgono questa località austriaca, ma anche in questo caso per noi italiani si respira veramente tutti i giorni. È molto facile la risposta, siamo vicini all'Italia qui e allora siamo un po' imparentati con gli italiani, c'è questa simpatia e diciamo questa socievolezza che hanno gli italiani, e qui siamo diciamo i più a sud dell'Austria, che logicamente allora hanno preso tutta questa cosa. La cosa anche secondo me molto interessante è che qui si respira veramente un ambiente molto aperto, molto internazionale, forse anche per la posizione geografica e strategica che si trova questa provincia dell'Austria. Sì. Perché non solo siamo vicini anche alla Slovenia, noi dobbiamo pensare che anche la Slovenia, essendo entrata in Europa, ha dato un grande slancio anche in questo senso. Seconda parte di Viaggiando, ben trovato a tutti i nostri amici telespettatori. Voglio ricordarvi che questo è un periodo speciale per noi, abbiamo lasciato l'Italia, siamo in Austria, a dire il vero siamo vicini all'Italia perché siamo a 20 km, proprio abbiamo fatto le prove dal confine con Tarvisio. Qui a fianco a me ho sempre il piacere di ritrovare George Kirchmeier, responsabile direttore marketing Italia per quanto riguarda il Kurcentrum, questa struttura meravigliosa che ci sta ospitando in questo periodo di permanenza qui in Austria, che ci dà appunto la possibilità di scoprire questi territori veramente molto belli e molto affascinanti. Seconda parte, dicevamo, siamo sempre nel cuore di Villach e qui alle nostre spalle, se non erro, c'è quello che è il campanile più alto di tutta la zona. Sì, è il campanile più alto di tutta la Carinzia, con 94 metri, la chiesa è la chiesa parrocchiale, il Duomo di Villach, la chiesa di San Giacomo. È una struttura molto particolare perché la chiesa non è attaccata al campanile, e questo ha uno scopo particolare perché nel 1690, essendo la chiesa attaccata al campanile di allora, con il terremoto è stato distrutto tutto quanto, e allora per salvaguardare questa cosa qui e che non succeda più un'altra volta, il campanile è stato costruito nel 1714 nuovamente, ma distaccato dalla chiesa. Sì, tra l'altro è anche molto suggestivo vedere una specie di collegamento, questi archi che collegano appunto il campanile all'ingresso della chiesa, e la cosa che a me ha particolarmente colpito è vedere il campanile posizionato proprio davanti all'ingresso della chiesa stessa. È una cosa proprio unica.
e la troviamo raramente, cioè che sia congiunta con questo porticato. La cosa che mi ha colpito anche di questa parte di Villach in modo particolare è vedere molte chiese con questa struttura diciamo che caratterizza proprio un po' tutta la zona. Sì, sono chiese che hanno l'influenza un po', se vediamo i campanili delle chiese più piccole, hanno l'influenza già un po' slovena, e come troviamo i campanili in Slovenia. Kirchmeier, abbiamo parlato della gente, dell'ospitalità, cosa possiamo dire? Possiamo dire, secondo me, che in questa parte di Austria si mangia molto bene. Sì, si mangia molto bene, c'è un mangiare un po' consistente. Diciamo l'aromatizzazione è un po' simile all'Italia, però un po' più consistente come mangiare. Poi logicamente si beve una buonissima birra qui, e una cosa molto singolare è che la vecchia birreria era accanto alla stazione, proprio in centro a Villach, ed è rimasta lì, e tuttora la birreria è proprio in centro a Villach. Come potete vedere abbiamo cambiato scenario e da Villach ci siamo trasferiti in quella che è considerata un po' la Monte Carlo dell'Austria. Siamo a Velden. Sì, Velden è, diciamo, come ha già detto Piero, la Monte Carlo dell'Austria, è il mare dell'Austria, questo lago. È un lago, il turismo qui è abbastanza ad alto livello. La zona è molto calda, il posto è molto bello, leggermente ventilato, e persino su questo lago ci sono le yacht austriache che se no ci sono sull'Adriatico, qui invece le fanno su questo lago, hanno le loro barche gli austriaci. Sì, la cosa interessante è che di fronte a noi c'è un albergo e c'è un raduno di macchine sportive, e se qui non si arriva con un Porsche o con una mega macchina, oggi proprio non si è praticamente nessuno. Diamo qualche altra notizia su questa località, la stagionalità per quanto riguarda questa zona di lago dell'Austria. Sì, qui iniziamo subito dopo Pasqua, cioè è un po' come il lago di Garda, inizia con Pasqua e poi ci sono manifestazioni molto molto importanti, cioè c'è qui il festival della canzone austriaca tipo Sanremo in Italia, cioè c'è il più grosso incontro internazionale di beach volley. Poi sì, tutte manifestazioni molto importanti, come qui anche il raduno delle auto sportive di tutta Europa, che dura 3 giorni. E siamo ormai alle battute finali anche di questa puntata, di questo viaggio. Diciamo che questo giro in barca è stato veramente molto piacevole, abbiamo visto delle ville veramente strepitose. Eh sì, qui la haute volée, diciamo, austriaca ha i posti più belli e sono veramente ville bellissime. E poi anche abbiamo visto piccoli alberghetti che hanno la loro spiaggia, sono molto molto belli. Quindi una doppia possibilità, quella di andare in montagna, di vivere la natura, ma naturalmente anche quella di vivere quella che è la vita di lago.
Sì, la vita di lago, che qui è un po' diversa, è quasi un po' una piccola vita di mare, non è solo il lago tradizionale come siamo abituati noi, ma diciamo una piccola, come ho già detto all'inizio, una piccola Monte Carlo degli austriaci. Qui però naturalmente si possono fare anche delle escursioni come oggi abbiamo fatto noi con queste barche elettriche dove si può veramente gustare completamente e assaporare le bellezze del posto. Sì, qui queste barche tipo come abbiamo il nostro capitano che ha una barca molto molto bella, elettrica, molto comoda e tranquilla, e qui si possono anche fare delle feste, cioè lui organizza a 3-4 barche e si può andare in compagnia insieme in mezzo al lago. C'ha champagne, c'ha tutto, è proprio un bel lifestyle bellissimo. Allora io ringrazio ancora una volta George Kirchmeier, la nostra guida, la persona che ci sta facendo scoprire tutti questi posti incantati dell'Austria. Voglio ringraziare naturalmente il Kurcentrum che ci sta ospitando in tutto questo nostro lungo soggiorno di permanenza. Sapete, ci ho preso gusto, non voglio più andare via, è veramente un bellissimo posto. Voglio salutare e ringraziare tutti i nostri compagni di viaggio, il capitano che ci ha portato in questa parte finale di puntata a vivere questa bellissima escursione in barca qui in questo bellissimo lago. Per quanto ci riguarda voglio ricordarvi alcune informazioni tecniche. Se voi volete mettervi in contatto con noi, viaggiando@telechiara.it è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete richiederci delle informazioni oppure se volete darci dei suggerimenti per le prossime mete di Viaggiando. Voglio ricordarvi che noi anche nel mese di agosto non ci fermeremo, come non ci siamo mai fermati in tutti questi 8 anni di messa in onda appunto di Viaggiando. Anche questa puntata già da domani si potrà rivedere sul nostro canale di YouTube, quindi digitando su qualsiasi motore di ricerca Telechiara Produzioni oppure il nome e il cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Per oggi è proprio tutto, dall'Austria vi saluto, vi do appuntamento fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete e come di consueto viaggiate assieme a noi.